Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Il Pescara vuole continuare a sognare, non soffre di vertigini e vorrebbe rimanere in zona playoff per ottenere un posto alla tavola dove verrà servita la Serie A. E oggi, nella 29esima giornata di Serie B-Win, ottava di ritorno sul campo del Sassuolo al Braglia di Modena, gli uomini di Di Francesco cercano altri punti dopo la vittoria casalinga con l'Albino Leffe. All'andata vinse proprio il Pescara 1-0 grazie alla rete di Gessa, ma gli uomini di Gregucci cercheranno la vendetta. Arbitra Baraccani di Firenze, coadiuvato da Franzi e Bianchi, quarto uomo Pairetto. Al sesto minuto il Pescara, erroraccio del capitano Piccioni, allora Sansovini rientra su Rossini di sinistro e grandissimo Pomini che si oppone alla conclusione di Sansovini. Vediamo che rientra su Rossini e poi di sinistro prova l'angolo più lontano. Al settimo minuto Verratti per Sansovini, ancora Sansovini rientra e di sinistro, ma ancora l'opposizione di Pomini che si supera. Il duello si rinnova tra i due. All'ottavo ancora il Pescara, Del Prete, lo scambio con Verratti, ancora Del Prete, la conclusione, ma questa volta la presa è facile per il portiere del Sassuolo. All'11esimo si va a vedere proprio la squadra di casa, il rinvio, la palla che rimane lì, ci prova in rovesciata Bruno e poi il fallo di Catellani su Pinna. Al 19esimo il corner di De Falco e di testa il capitano del Sassuolo Piccioni porta in vantaggio la squadra di casa, festeggiato da tutti i suoi compagni. Vediamo ancora De Falco, Piccioni in anticipo, non ci arriva Pinna, 1-0. Al 31esimo il Pescara con Bonanni, vediamo che c'è stato forse un tocco con il braccio di Consolini, ma Baraccani, l'arbitro, dice di no. E poi sul ribaltamento di fronte si ripete la stessa situazione però a parti inverse e qui la conclusione di Valeri, forse qua Petterini, lo rivediamo, il braccio è un po' lontano dal corpo, forse qua ci poteva anche stare il calcio di rigore. Al 37esimo il cross di De Falco, Bruno e poi tocca anche Diamutene ma Pinna si supera, rivediamo con la mano di ritorno il tocco di Diamutene, devia Pinna. E si riparte con il Pescara sotto di un gol, ma è subito il Sassuolo che al primo minuto del secondo tempo, vediamo Consolini per Quadrini, Quadrini a tu per tu con Del Prete, entra in area la palla per Bruno, Sasa Bruno e il 2-0 del Sassuolo. Vediamo come Bruno anticipa Mengoni, quinto gol stagionale, bello il servizio di Quadrini che anticipa Del Prete e bravo Bruno a segnare il 2-0. Al 48esimo ancora il Sassuolo, il destro di Magnanelli, brivido per Pinna, vediamo la sventola di destro, palla sul fondo. Al 51esimo il Pescara, Del Prete per Soddimo, ancora Soddimo, doppio passo per lui, entra in area di destro, esterno della rete. E al 54esimo ancora Bruno per Catellani, Catellani è dovuto con Pinna, alza sopra la traversa. Al 62esimo vediamo l'espulsione di Magnanelli per proteste e poi si lamenta appunto Gregucci e Magnanelli va anche dal guardalinee Franzi a dire io non ho detto niente, ma l'espulsione è arrivata. E poi vediamo qui il gol annullato a Maniero che si è appoggiato a Consolini, poi Maniero si lamenta, protesta e anche lui viene espulso, quindi 10 contro 10 per gli ultimi minuti. Sconfitta pesante per il Pescara che lascia il Braglia battuto 2-0 dal Sassuolo. Gli uomini di Gregucci invece sacano una quota 34 respirando finalmente una tranquillità inseguita da 28 giornate.